Infermieri di famiglia e assistenti sociali di ASL 4, una postazione di telemedicina collegata alla rete informatica aziendale per effettuare televisite. Tutto questo nel nuovo punto salute inaugurato nella sede della Croce Verde di Casalza Ligure in via Annuti, un presidio che cerca di portare i servizi sociosanitari più vicini ai cittadini dei comuni che sono più distanti dagli ospedali. Abbiamo partecipato a questa inaugurazione con grande soddisfazione perché la nostra pubblica assistenza nasce storicamente come un ente che è vicino ai cittadini. Questa iniziativa della ASL porta la salute e i servizi sociosanitari vicini ai cittadini. Allora, è un momento molto importante, è un percorso che è iniziato dal 2022 quando abbiamo ottenuto un finanziamento a valere sul Fondo Strategico Regionale, abbiamo sistemato quest'area, abbiamo spostato qui la storica sede della Croce Verde e abbiamo pensato in collaborazione con ASL 4 Chiavarese di realizzare un punto salute. Nel punto salute ci saranno principalmente 3 servizi, uno di InfoPoint a cura di un infermiere di famiglia e comunità per attività di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, nonché di supporto nell'utilizzo della telemedicina. Sarà una volta alla settimana. Dopo questi incontri le persone potranno essere prese in carico dall'infermiere e o da altri servizi aziendali. Un altro è quello di segretariato sociale che sarà svolto dagli assistenti sociali per attività di ascolto e orientamento delle persone. Infine, quello dell'ambulatorio Super Gulliver destinato alle campagne di prevenzione e promozione della salute, promosse anche in collaborazione con la Croce Verde. Gli screening stagionali, la vaccinazione di prossimità e l'attività medico-specialistica con personale medico specializzato. Tutto questo permetterà di offrire ai cittadini di Casalza Ligure e della Val Petronio quella sanità di prossimità, la più vicina possibile, ma anche che non richiede spostamenti inutili verso la città, verso la costa, verso gli hub dei nostri servizi. I servizi sono rivolti alla popolazione residente, ai turisti e alle persone in condizioni di fragilità che possono accedere senza prenotazione. Le prestazioni sono gratuite per i residenti, salvo i casi in cui è previsto il pagamento di un ticket. Per i non residenti invece è richiesto il pagamento del ticket di 20 € al termine della visita.